tecniche appunto che stiamo cercando e provando, vi informeremo poi. Intanto vi ricordo che oggi tentiamo e proviamo naturalmente ne abbiamo fatte di cotte e di crude a livello radiofonico, oggi proviamo a livello televisivo quello che insomma è tutto il calcio minuto per minuto, con però l'ausilio delle telecamere. Sui campi dove siamo, a Noale c'è il nostro Vincenzo Russo, invece a San Donà di Piave abbiamo il collega Paolo Venturato che ci piloterà appunto nel guardare e nell'osservare appunto le due gare che poi troverete regolarmente su streamingsport.it, quindi avrete modo di rivedervi tutta la gara e di rivedervi questa giornata. È una giornata particolare e particolarmente bella ed interessante perché si assegnerà, o quantomeno ci si prova ad assegnare, il campionato di eccellenza, quindi una delle squadre passerà in Serie D e le altre si disputeranno i playoff. Stiamo ancora aspettando naturalmente, ecco, queste sono le prime immagini che vediamo da Noale, però io direi di andare con la nostra sigla e poi andremo sui campi. Allora facciamo partire la sigla di Streaming Sport che ci porta sui campi. Eccoci qui, allora questo streamingsport.news, vediamo le due squadre che a Noale entrano in campo. A Noale, Calvinoale Godigese, la Godigese arriva con il vantaggio di un punto, 55 punti in classifica. Il Calvinoale di Nico Pulzetti ne ha 54, a pari punti con il San Donà di Bisiol, anch'esso a 54 punti. Chi oggi non ha grandissimo stress, grandissima pressione è il Conegliano che è a 51 punti. Ecco qui San Donà intanto, San Donà Conegliano, lo vediamo, questo è il campo, il mitico campo di San Donà di Piave, dove si è giocato fino alla Serie C con l'apertura oggi mi pare della curva. Prima abbiamo visto inquadrati anche numerosi tifosi che sono in curva a sostenere la squadra di Bisiol. È una partita importante, vi dicevo, perché il San Donà vincendo, e qui usiamo sempre i condizionali, insomma vincendo il San Donà, perdendo la Godigese, vince il San Donà, vincendo il Calvinoale, perdendo la Godigese, vince il Calvinoale, vincendo la Godigese mette tutti a tacere e termina lì il campionato appunto per quanto riguarda la prima posizione, e poi spazio meglio dire ai playoff. Per quanto riguarda il Conegliano, ecco qui intanto le due squadre che stanno per entrare in campo agli ordini del signor Bini di Macerata. Do subito le due formazioni. Per quanto riguarda il Calvinoale, che schiera Lombardi, Gabrielli, Marzocchi, Chin, Pellegrini, Leonarduzzi che è il capitano, Bagarotto, Coin, Pascia, Mello, Corbellini e Peron. Questa è la formazione. Questa è la formazione del Calvinoale. In panchina Pulzetti porta con sé Bortoletto, Dallagnol, Gasparini, Vedovato, De Stefani, Stalla, De Martin e Boriero. Risponde la Godigese in tenuta quindi celeste, bianco-celeste, Godigese con Bisetto, Dell'Andrea, Pilotto, Pinton, Rizzi, Baggio, Favero, Miniati, Pozzebon, Oudab e Garbuio. In panchina Conte porta con sé Gottin, Pellizzer, Barbieri, Bedin, Donà, Sciucolli, Pilotto e Gibril, nonché Pareise. Ecco le due formazioni che sono in campo. Il saluto del grande pubblico, perché c'è un grande pubblico, l'abbiamo visto prima nelle immagini che il nostro cameraman Vincenzo Russo ci ha mandato, che non abbiamo potuto, eccole qua, si sta spostando, vedete, anche sulla curva, per così dire, perché è tutto pieno ed è piena naturalmente
anche la tribuna dello stadio centrale di Noale. Calvinoale Godigese. Queste le due formazioni. Arbitra l'incontro il signor Bini di Macerata, coadiuvato dai signori Cappellaro di Verona e Lorenzon di Treviso. Per noi, vi dicevo, è una prova questa. Intanto c'è non so se un minuto di raccoglimento oppure un minuto di silenzio, oppure se c'è un inno particolare che si ascolterà. Noi non abbiamo per il momento il ritorno in cuffia, quindi godiamoci queste immagini. Vado, non so se sia possibile, eccolo qua, andiamo su San Donà perfettamente in orario, vedete entrano in campo anche qui le due formazioni, San Donà e Conegliano. Allora, Conegliano in maglia bianca sulla destra del vostro teleschermo, come potete vedere, mentre classica maglia bianco-celeste anche per il San Donà. Allora, San Donà di Bisiol che manda in campo questo 11, Noè, Mazzon, Pasian, Granzotto, Fortunato che è il capitano, Abchka, Soncin, Scroccaro, Berardi, De Stefani e Crivaro. Risponde il Conegliano con Rallo, Floris, Mosca, Perosin, Granziera che è il capitano, Sommacal, Faraon, Dassier, Cais, Paladin e Vuanello. Allenatori: Bisiol per il San Donà che porta con sé in panchina Moro, Santarceri, Crescente, Donadello, Brichese, Bisiol, Achille, Martini, Angi e Di Sopra. Conegliano con Andretta che porta in panchina Zuan, Urbanetto, Cima, Doria, Masoc, Faccioni, Magli e Guizzo. Quindi c'è un minuto di raccoglimento, un minuto di silenzio anche in questo caso e anche sul campo di San Donà di Piave. Qui l'arbitro che dirigerà l'incontro è il signor Vigo di Lodi, coadiuvato dai signori Puggina di Este e Scentigliana di Vicenza. Questo per quanto riguarda le due formazioni, le 4 formazioni in questo caso, le due partite che vedremo. Partita già iniziata intanto a Noale con il Calvinoale che ci prova subito e viene messo subito alle strette dalla Godigese che ha provato ed è partita subito in attacco con un primo lancio che viene messo in fallo laterale da Leonarduzzi, il capitano del Calvinoale. C'è grande pubblico, arriva a Baggio scusatemi, questi siamo sul... Sì, per la Godigese è Baggio che fa il rinvio lungo in mezzo all'area cercando di trovare la spizzata di testa di qualcuno dei suoi avanti, nulla di fatto, palla che viene giocata ancora sulla carreggiata di sinistra, buona l'intenzione di andarsene via, l'arbitro dice che non è successo nulla, va per le terre un giocatore della formazione del Calvinoale, dei padroni di casa, ma non c'è nulla di fatto. Bisetto, pallone tra le mani, uno dei portieri più interessanti del campionato e del girone, è un 2005, lancia lungo la palla oltre la metà campo, la spizzata di testa però non arriva a compimento e allora può giocarla ancora Leonarduzzi che va a giocare con i suoi compagni di reparto, Chin e Pellegrini, che manovrano prima di uscire, prima di cercare la verticalizzazione, come in questo caso, verticalizzazione lunga per trovare Gabrielli che viene dentro, mette dentro questa pallone che viene raccolto in due tempi da Bisetto. Avete visto come la partita va sui binari in cui siamo abituati a vedere. Qui siamo invece a San Donà di Piave, allora andiamo a vedere a San Donà di Piave che cosa succede. Sempre 11 secondi di gioco, partita appena iniziata con i fumogeni già sulla curva della formazione di casa. Vedete, qui si respira aria di una volta, aria di Serie C di una volta, di grandi risultati raccolti nella Serie D prima e poi nella Serie C. Con le mani la formazione del Conegliano, Stefano Andretta, lo abbiamo sentito in settimana, non c'ha niente da perdere, ci diceva, però intende onorare il campionato, quindi va a San Donà e li vedremo giocare con il massimo impegno, proprio per non favorire nessuno e per non dare adito poi a chiacchiere inutili. Viene in avanti ancora la formazione del San Donà, adesso qui ci siamo spostati su Noale, subito c'era un fallo commesso
dai giocatori del Calvinoale, che permettono alla formazione di Mauro Conte di provare a ripartire. Attenzione con questo tentativo di mettersi in moto proprio dal fondo, palla che viene controllata in qualche maniera dal giocatore della Godigese dell'Andrea, mi pare, poi lo appoggia Favero poco più avanti. Eccolo qui Favero con il numero 7 sulle spalle, e arriva Pilotto, che vediamo questa palla giocata dal numero 3 Pilotto, ancora in avanti, pallone messo con Leonarduzzi che lo scaraventa lontano. Può giocarla ancora la formazione prima di casa, e poi adesso invece la Godigese. Partita che comunque fin dalle prime battute possiamo vedere due squadre che giocano a viso aperto, e d'altra parte non c'è nulla da perdere. Qui il risultato può e deve essere soltanto quello di vittoria per una delle due squadre, perché il pareggio non farebbe bene a nessuno delle due, a meno che, ripeto, non si fermi sul pareggio anche San Donà Conegliano, e allora con il pareggio vincerebbe il campionato la Godigese. Quindi due risultati utili per la Godigese, diciamo così, però deve completarsi anche l'altro risultato. In avanti ancora la formazione di casa di Nico Pulsetti, che mette la freccia sulla fascia sinistra del campo, prova a metterla dentro, questo pallone non arriva a compimento, e allora palla che termina, riesce a giocarla ancora il numero 8 di casa Coin, che poi commette fallo, e allora l'arbitro dice che si riprenderà a giocare con una punizione per la Godigese, e c'è Baggio, giocatore espertissimo in classe 1987, che raccoglie palla, l'ha fermata lì, mentre Peron sta discutendo con l'arbitro. Lo ricordo, il signor Bini di Macerata stava discutendo con l'arbitro perché non era propriamente d'accordo sulla punizione che l'arbitro ha concesso alla formazione della Godigese. Baggio gioca questo pallone in orizzontale, poi il lancio lungo. Bisogna stare attenti su questi lanci da tutte e due le squadre. Primo, per il fatto che il campo di Noale è un pochino stretto rispetto agli altri, se così vogliamo dire, ed è proprio attaccato anche, vedete il pubblico che è vicinissimo. C'è la rete chiaramente che divide il tutto, però è vicinissimo, quindi c'è anche poco spazio sulla fascia. Commette fallo il numero 2 Gabrielli, mette a terra un Favero, un pimpante. Ha iniziato bene Favero, è un 2003, uno dei giovani della formazione di Mauro Conte, che non abbiamo visto prima entrare in campo. A dire il vero non abbiamo visto nemmeno Nico Pulsetti. Due sono i giocatori sul pallone: Miniati, numero 8, e il numero 4 è Pinton. Alza il braccio Miniati per cercare naturalmente di agevolare questa battuta. Vediamo chi dei due è. Il solito schema che usufruiscono, ma è Miniati che mette dentro questo pallone pericoloso. Il colpo di testa fuori da parte della difesa del Calvinoale, che prova a ripartire ancora sulla propria metà campo. Calvinoale in avanti, palla forse gettata via, poi per fortuna del Calvi arriva qualcuno a farla sua, e allora può ripartire ancora sulla fascia destra del campo. Il tentativo di mettere dentro questa palla sì, è andato a buon fine, però non quello che voleva il numero 11 Garbuio, il numero 11 Peron, scusatemi, che non è riuscito a far arrivare come voleva palla a Pascia, che è lì davanti con il numero 9 per la formazione di casa. Rinvio lungo ancora della compagine di Mauro Conti. La Godigese viene bloccata sul nascere, questo tentativo di andarsene da parte di Pozzebon. Pozzebon tra l'altro è il capocannoniere, vediamo se è lui intanto a terra, ma mi pare proprio di sì. Intanto siamo andati con le nostre immagini a San Donà di Piave, Conegliano sempre ferma sullo 0-0 il risultato, chiaramente con questo pallone che viene controllato dal San Donà con la ripartenza che avviene come quasi sempre dal basso. Se ne va sulla fascia sinistra del campo il numero 10 De Stefani,
che cerca di trovare spazio, non lo trova, palla che termina in fallo laterale, immaginiamo, anche perché noi da queste immagini non possiamo vedere il calcio d'angolo. È un po' incredibile che questo stadio, che ha avuto appunto trascorsi gloriosi, abbia queste difficoltà per le telecamere e soprattutto per le riprese, tanto è vero che Mammarai, mi ricordo, si metteva dalla parte opposta della tribuna, cioè quindi sulla gradinata che vediamo di fronte alla tribuna, però adesso non più usabile, almeno per quanto riguarda le riprese, perché altrimenti bisognerebbe alzare attenzione, viene in avanti ancora la formazione di casa del Sandonà che mette dentro questo pallone, attenzione, pericolo per il Conegliano, il tentativo di andare al tiro che poi incoccia contro le gambe di Mosca, mi pare, palla che termina in fallo laterale, può riprendere a giocare la formazione del Sandonà sulla fascia destra del campo, ancora palla tra le mani, arriva una rimessa in gioco che probabilmente sarà un pochino più lunga del solito, invece sceglie di andare sul passaggio corto, si gioca lì sempre sulla fascia, prova a mettere dentro questo pallone che termina sul fondo, quindi niente da fare, se possibile andiamo, eccolo qua benissimo dalla nostra regia, andiamo a Noale, dove situazione sempre ferma sullo 0-0, manovra palla il giocatore numero 10 Oudab della Godigese, palla che termina fuori e arriva lui, il solito Baggio, che temporeggia e rallenta il gioco naturalmente per la formazione di Mauro Conte. Sono delle formazioni che hanno un po', non diciamo lo stesso stile di gioco, hanno però nelle ripartenze la loro attenzione, qui va per le terre un giocatore di casa del Calvinoale, vediamo se c'è la punizione oppure l'arbitro lascia correre. Anche in questo caso l'arbitro lascia correre, lascia giocare, quindi nulla di fatto, palla che verrà giocata con lo scambio tra Bisetto e Baggio, poi Bisetto si arrangia lui nel rinvio lungo, uno dei portieri, vi dicevo, più interessanti del campionato, del girone. Bisetto che allunga questo pallone, non supera la metà campo e allora lo fa arrivare oltre la metà campo con una spizzata di testa il giocatore in mezzo al centrocampo, ma c'era un fallo e allora si riprende a giocare con il solito Baggio che mette lì il pallone, manda lontano il suo avversario e poi scodellerà probabilmente un pallone in mezzo all'area oppure su una delle due fasce, ma ci pensa Fortunato invece ad andare sulla fascia destra del campo, la raccoglie bene, la tiene in gioco ancora con qualche difficoltà, però la Godigese, ho detto Fortunato, ma non era lui, perché siamo nell'altra partita con Fortunato, però stiamo vedendo due gare contemporaneamente dai nostri schermi grazie alla nostra regia. Adesso viene in avanti ancora la Godigese con Favero che si sta muovendo bene fin dall'inizio di questa partita, tutto dalla parte opposta, il cross con Dell'Andrea che prova a spingere, a sospingere i suoi, la mette dentro, interessante questo cross e guadagna un calcio d'angolo, mi pare sia il primo per la formazione di Mauro Conte. Seguiamo questo calcio d'angolo e poi magari se possibile andiamo a Sandonà di Piave, seguiamo questo calcio d'angolo, vengono in avanti anche le torri, compreso Capitan Baggio, e allora eccolo qui il primo calcio d'angolo come ogni calcio piazzato, due uomini, è un po' una caratteristica della formazione di Mauro Conte, due uomini sempre con la possibilità uno o l'altro di scegliere se lungo o corto il passaggio. In questo caso vediamo come verrà battuto questo calcio d'angolo, parte uno e l'altro mette dentro il pallone, insidioso, ma il colpo di testa della difesa del Calvi mette fuori il pallone. Andiamo a Sandonà se possibile, eccoci qui, allora c'è Fortunato, ecco questo è il Fortunato di cui vi parlavo prima, giocatore di grande esperienza, un giocatore interessantissimo che ha da parecchi anni
ha giocato in categorie superiori, ma da diversi anni è a San Donà di Piave e ha dato la sua impronta, la si vede. Fortunato da lontano, il tiro che vede Rallo volare sulla sua destra per controllare l'uscita della sfera, ma ha fatto bene Rallo a controllare in questo modo il pallone, perché Fortunato ha veramente nelle sue doti, nelle sue caratteristiche un gran bel tiro e una gran mole di gol, tra l'altro segnati sia su punizione che su calci di rigore, quindi due piedi veramente buoni dedicati al calcio. In questo caso viene in avanti ancora il San Donà, che prende possesso della metacampo con la spinta per il giocatore De Stefani che taglia il campo, mette dentro, ma il Conegliano allontana. Vi dicevo che il Conegliano è venuto a giocare a San Donà di Piave con il chiaro intento di provare a rompere le uova nel paniere, perché tanto la posizione del Conegliano è assodata e adesso c'è un fallo. La posizione del Conegliano è conquistata con i playoff, quindi giocherà i playoff in qualsiasi modo esca dallo Zanutto quest'oggi di San Donà di Piave, quindi nessun problema. E allora vediamo che cosa nascerà. San Donà Conegliano che parte anch'esso dal basso, il lancio lungo poi per cercare di trovare Paladin o Kais, nessuno dei due, con Fortunato che vedete ha il suo modo di rallentare il gioco, di provare a ragionare su qualsiasi palla e quindi per portarsi avanti oltre la metà campo, con le difficoltà che sta trovando anche il San Donà di Bisiol, con un Conegliano che è ben piazzato. Eccolo Fortunato che riprende palla, la ridà indietro al suo giocatore numero 4 Granzotto, taglia il campo, attenzione, un rischio, in effetti eccolo qui, perde palla Granzotto. Andiamo annuale se possibile. Calvinoale Godigese ancora 0-0 con situazione nel primo tempo, 14 minuti di gioco, 0-0 il risultato. Vi dicevo, partita che non si sblocca, non si sbloccherà facilmente, almeno per quanto mi riguarda, per quanto posso pensare, e la prima che lo sblocca poi insomma avrà la possibilità di gestire ulteriormente e meglio la partita. Butta in avanti la formazione ospite della Godigese con il capocannoniere del torneo, ovvero Pozzebon, fermato perché era in fuorigioco, quindi nulla di fatto per Pozzebon, che ha 18 gol in cantiere già fatti e quindi ha praticamente 5 lunghezze di vantaggio su Ianco che ha 13 gol fatti, quindi possiamo dire che Pozzebon si è aggiudicato la classifica dei marcatori per quanto riguarda che Ianco oggi non segni appunto 5 o 6 reti, glielo auguriamo per carità, però insomma mi sembra abbastanza duro e difficile. Calvinoale con Leonarduzzi che manovra palla, cerca di trovare un compagno, vedete però come entrambe le squadre giochino sì a viso aperto, ma molto chiuse, molto attente a non combinare guai, a non lasciare spazio agli avversari. Vedete giù in fondo, vicino alla panchina, con le mani in tasca, Mauro Conte, che starà soffrendo sicuramente le pene dell'inferno, anche se non l'ha mai dato a vedere. Lui è sempre molto calmo e tranquillo. Vediamo in avanti ancora la formazione del Calvi, Nico Pulzetti è lì, anche lui davanti alla propria panchina, che sprona i suoi, segna il calcio. Eccolo lì Nico Pulzetti che prova a far contrastare dai suoi il tentativo di ripartenza da parte della Godigese, ci riesce anche, conquista palla la compagine di casa che poi la rimette a giocare verso la metà campo per cercare un po' di verticalizzare, va tutto dalla parte sinistra del campo, non riesce a metterla a terra il pallone e allora nulla di fatto, ferma tutto. Andiamo a San Donà, eccoci qui con 0-0 sempre il risultato. La formazione di casa si trova di fronte questo Conegliano che chiaramente non ha voglia di fare sconti e fare regali, quindi se dovrà vincere la formazione di Bisiol dovrà conquistarsela sul campo. Vedete come si manovra in tranquillità sulla propria metà campo, c'è solo Kais del Conegliano che va
a tentare un pressing piuttosto alto, poi in avanti ancora il colpo di testa per buttare fuori dalla linea di Mezzaria il pallone. Paladin l'ha messa a terra, Mosca che prova a guardare la posizione dei suoi, trova Kais che poi si perde in questo centrocampo affollato, riguadagna la palla Kais, la dà a Paladin che la tiene molto bene, cerca di girarsi Paladin, sì, scarta un uomo, due uomini, va in avanti, attenzione, è bloccato poi da Fortunato che arriva con un bel tackle ad allontanare il pericolo, in avanti ancora però il Conegliano che ha spostato in questi frangenti un po' in avanti il proprio baricentro. Mosca la mette dentro, palla che rimane fuori. È un Conegliano che, se vogliamo andare a Calvi intanto possiamo andare, è un Conegliano che ha lasciato fuori Urbanetto, che ha lasciato fuori Cima perché non in ottime condizioni, ha lasciato fuori Doria che a mio giudizio è uno dei giocatori più interessanti del Conegliano, ma probabilmente ci sarà qualcosa, oppure un cambiamento, oppure, attenzione, qui siamo a Calvi, qui siamo a Noale, viene in avanti ancora la formazione di casa, stringe sul centrocampo, vuole trovare il tiro da lontano ma non gli lasciano spazio e allora perde palla, la Godigese può ripartire. Vi dicevo, fuori anche Masoc, fuori Faccioni, fuori Magli per quanto riguarda il Conegliano di cui parlavamo prima. Qui rientriamo a Noale con questo attacco da parte dei padroni di casa, lo ricordo, situazione ancora ferma sullo 0-0 in entrambi i campi. Godigese sul campo del Calvinoale che stiamo seguendo, stiamo vedendo, San Nonà sul proprio campo contro il Conegliano, 0-0 il risultato, così restando Godigese 56 punti, Calvinoale 55, San Nonà 55, Conegliano 52, quindi non cambierebbe nulla, bisognerebbe vedere un attimo quello che succede, se rimane così appunto c'è il punto di vantaggio della Godigese che porterebbe a casa il suo campionato. Il colpo di testa, poi l'uscita bene per quanto riguarda la formazione del San Nonà che chiude con l'esperto Noah che fa ripartire i suoi, poi si arrabbia Son Chin, mi pare, non so se con il suo portiere o con un avversario, perché la palla gli sfugge, va sulla linea di... Guardate, tra l'altro mi dicono che a Noale ci sia il tempo non proprio bellissimo, quel ragazzo non ha freddo sicuramente, qualche birra forse aiuta e vedete come il tifo che non ha mai abbandonato quelli del Calvinoale, quelli della Godigese, per carità, perché probabilmente sono quelli della Godigese e tra l'altro l'unica critica che ha mosso Mauro Conte la scorsa settimana dopo il pareggio che ha fatto in casa per 2-2 se non erro, andiamo a controllare per quanto riguarda il Calvi, per quanto riguarda la Godigese vi dicevo 1-1 contro il Leo. L'unica cosa che ha dichiarato Mauro Conte, adesso vedo su tutti e due, lo dico per la regia, vedo su tutti e due i monitor, l'unica cosa che vi dicevo, ha brontolato e ha così protestato sempre pacatamente Mauro Conte, è stato quello di aver detto non mi ha soddisfatto al 100% l'arbitraggio di domenica scorsa, ne è uscito appunto un pareggio 1-1 che è un po' complicato perché sapete domenica scorsa la Godigese avrebbe potuto vincere e chiudere il campionato, così non è stato. Ancora siamo sul campo di Noale dove Noale e Godigese si affrontano, qui c'è un fallo, l'arbitro chiaramente blocca tutto, è il signor Bini di Macerata, anche lui ha fatto strada per venire ad arbitrare a Noale ed è sicuramente uno degli arbitri magari più in vista e più chiacchierati dal punto di vista di bravura e quindi potrebbe salire di categoria, ecco perché a certi arbitri insomma fanno fare un pochino di strada per farli provare, farli mettere a giudizio di altri lidi e di altre regioni. Stavo guardando anche l'altro monitor, adesso
invece su Noale arriva la palla, abbiamo visto proprio anche Mauro Conte di cui vi parlavo poco fa, la palla è però tra le mani dei giocatori di casa del Calvi Noale, che con una rimessa in gioco lunga fanno provare a schizzare via il pallone, non ci riescono, palla che viene controllata ancora dalla Godigese, che mi sembra aver controllato, ecco che viene in avanti ancora sulla fascia destra del campo, Godigese che spinge, torna poi indietro perché non ci sono spazi, e allora ci prova Baggio, palla che danza lì sulla fascia sinistra del campo, prova a manovrare e viene ad attraversare in orizzontale, rischiando un pochino tutto il terreno di gioco, e allora ci si affida a Leonarduzzi che mette giù il pallone e fa viaggiare sulla fascia sinistra Marzocchi, che prova a spingere, poi torna indietro, guarda la posizione dei suoi e viene a servire l'altro terzino, Gabrielli, che viaggia su questa anche qui un rischio enorme da parte di Kin, che fa viaggiare in linee orizzontali il pallone, fortunatamente va al tiro ma sibila altissimo sopra la traversa il pallone scagliato dal giocatore del Calvi Noale. Punizione invece a San Donà di Piave con ci sarà, vediamo se è Fortunato perché non riusciamo a vederlo, sì è lui, Fortunato che mette dentro questa palla, il tentativo di colpo di testa rigirato, ma poi il Conegliano allontana la sfera, può rimetterla in mezzo, ancora non ci riesce, palla corta, e allora prova a ripartire il Conegliano, fermato sulla linea di metà campo, l'arbitro dice che è tutto regolare, si può continuare, andando ancora a pescare sulla fascia sinistra del campo il giocatore del San Donà, che converge e c'è il gol del San Donà. Attenzione, allora il San Donà la sblocca la partita, ed è, mi pare, Crivaro, sì è Crivaro, avevo detto a Bisiol 2 settimane fa, se Crivaro mantiene questo tono di forma è veramente un castigamatti, e in effetti è così, ancora Crivaro, 1-0 per il San Donà, che cosa vuol dire? Che balza a 57 punti in classifica, per il momento è il vincitore del campionato, ma attenzione perché sono passati soltanto 22 minuti e 47 secondi di gioco, gol del San Donà, non del Conegliano, la nostra grafica è sbagliata, e allora lo dico alla nostra regia se può fare qualcosa, quindi San Donà 1, Conegliano 0, attenzione perché cambia tutto, e allora torniamo, Gianfranco, torniamo pure in quel di Noale, eccoci qua, si saprà sicuramente, non ci sono più le radioline di una volta, però ci sono i cellulari, e magari anche noi, perché chissà mai che qualcuno non veda e non guardi la nostra telecronaca attraverso i cellulari, allora si saprà sicuramente che il San Donà ha sbloccato la gara, l'ha sbloccata e ha sbloccato il campionato, signori miei, perché adesso vogliamo vedere questa giornata. Già lo sapevamo che sarebbe stata bellissima, ed è così, perché il San Donà ci prova. 22esimo minuto di gioco, ha segnato che sempre lui, Crivaro, che porta in vantaggio il San Donà, e per il momento San Donà promosso in Serie D. Però attenzione, si è appena giocato il 25esimo minuto di gioco, sto osservando entrambi i monitor a nostra disposizione, e allora rimaniamo su quello principale, su quello di Calvi, perché adesso la partita la devono fare in questo campo. Signori, cioè Godigese, che se vuole ribadire che ha fatto bene per tutto il campionato, è stata lì davanti e può balzare di categoria, deve farlo vedere. Calvi Noale, che però è sempre stata lì, sempre un punticino dietro, qualche volta è stata anche davanti, poi è scivolata, ha avuto un periodaccio, però adesso si sono ripresi gli uomini di Nico Pulzetti, e qui la partita deve cambiare in questo campo, perché nel campo di San Donà di Piave è già cambiata, dove il San Donà è andato a segnare il suo gol al 22esimo minuto di gioco con Crivaro, 22esimo minuto di gioco, scriviamolo, Crivaro che va in gol, partita molto interessante, ma soprattutto situazione che non vorrei vivere se fossi un giocatore in questo momento della Godigese o del Calvi, perché adesso comincia a montare la storia che bisogna cambiare la partita, bisogna ritornare
bisogna segnare, bisogna vincere e quindi incomincia una tensione non certo da poco. Palla persa da parte della Godigese con il Calvi che la scaraventa in avanti. Vi ricordo che il pareggio non va bene a queste due squadre. Soltanto andava bene se anche San Donà e Conegliano pareggiavano, ma adesso la situazione per il momento è cambiata a San Donà, quindi non va bene questa situazione né per Godigese né per Noale, che si vedrebbero sorpassate dal San Donà di Bisiol. Noale che prova a manovrare, lancio lungo, vedete i sostenitori della Godigese, mi pare che provano a tenere alto il ritmo dei propri giocatori. Un'occhiata anche all'altro schermo dove il Conegliano che ha subito il gol prova a manovrare, a portarsi in avanti, però adesso attenzione, andiamo a Calvi, il Calvi che è andato al tiro. Prima occasione d'oro per la formazione di casa, Calvi Noale che impegna Bisetto, e avete visto come Baggio sia andato a baciare il proprio portiere, perché palla insidiosissima, si arrabbia Baggio perché dovevano scendere un po' anche gli attaccanti a dare una mano ai centrocampisti quantomeno, e allora il Calvi Noale va alla battuta del calcio d'angolo. Anche per il Calvi forse è il primo o il secondo, in due, poi in tre, scivola la palla ancora per il tentativo di andare al tiro, ne esce un pallonetto senza buon risultato, ed era Gabrielli che ha cercato di prima portarsi al tiro sul suo piede favorito. Eccolo qui Gabrielli inquadrato dalla nostra regia con il numero 2. 0-0 il risultato, sempre 28 minuti, ci stiamo avvicinando alla mezz'ora di gioco e il risultato che è cambiato è quello di San Donà di Piave, che vede sempre la formazione di casa, il San Donà, in vantaggio per 1-0. Noi rimaniamo qui su Noale Godigese, perché è qui, signori miei, che la partita e la giornata deve cambiare, deve mutare se vogliamo cambiare l'esito di questo campionato, che sembra aver preso per il momento. Intanto a San Donà si sta parlando in mezzo al campo l'arbitro con Perosin, con 3 giocatori del Conegliano, poi arriva Fortunato che parla con Perosin, mette tutti d'accordo e mi pare che la punizione sia a favore dei padroni di casa. Così è in effetti. 0-0 ancora, 29esimo minuto di gioco tra Calvi Noale e Godigese. Attenzione per quanto riguarda questa gara, chiaro che non possono aprirsi più di tanto le due squadre, che devono provare a controllarsi finché sarà possibile, però poi chiaramente un colpo devono darlo. Anche la Calvi si va allo spareggio, anche la Calvi si va allo spareggio, vabbè. Poi sì, ok, beh, è vero, sì, se Calvi, sì, è vero, 54, se vince il Calvi si va allo spareggio, chiaramente. Però noi ci riferiamo, mi hanno fatto vedere dalla regia appunto alcuni messaggi che stanno arrivando, e quindi continuate a scriverli, non ci sono problemi chiaramente, e è chiaro, noi però ci riferiamo a quello che stiamo vedendo adesso, cioè Conegliano che subisce, quindi San Donà che è sull'1-0, attenzione, viene in avanti ancora il Calvi, il pallone, c'è il gol del Calvi Noale. C'è il gol del Calvi Noale quando siamo entrati in collegamento, eccolo qui, ne stavamo parlando, e allora Calvi Noale che va in vantaggio sul proprio campo contro la Godigese, e allora cambia, come dicevamo prima, cambia ancora una volta il discorso. Calvi Noale e San Donà si trovano a questo punto e in questo momento in testa alla classifica con 57 punti, servirebbe uno spareggio rimanendo così il gioco. Chiaramente anche a San Donà sarà arrivata la notizia del gol del Calvi
Calvinoale di Nico Pulzetti, che alla prima occasione, alla seconda in verità, alla seconda occasione utile ha beffato Bisetto, il portiere della Godigese, e porta in vantaggio la formazione. È Coin che ha portato in vantaggio la formazione di casa. Coin va a segnare il gol, è un buon momento anche per Coin intorno al trentesimo minuto di gioco. Allora cambia la situazione sui nostri due campi collegati. Dicevamo Sannonà in vantaggio 1-0 sul Conegliano, e a Noale Calvinoale 1 Godigese 0, quindi attenzione perché la giornata veramente si sta facendo incandescente, si sta facendo molto molto bella, molto appassionata, e noi siamo qui per farvela godere, per farvela seguire con le nostre immagini, con i nostri cameraman che stanno inquadrando i due campi, i due rettangoli di gioco che sono interessati da questo finale di campionato. Mai si era visto un finale così bello, così interessante del campionato di eccellenza, forse quello in cui vinse l'Eclisse Carini Pievigina anni fa per portarsi poi in Serie D. Ecco, quello era stato forse un finale di campionato non paragonabile a quello che stiamo vivendo in questo momento, seguendo i nostri due campi collegati, ovvero Noale e Sannonà di Piave. 1-0 su entrambi i campi, e allora Coin per il Calvinoale, 1-0 sulla Godigese, e Crivaro, il solito Crivaro, 1-0 per il Sannonà sul Conegliano. Adesso possiamo anche tornare a fare ping pong tra i due campi, perché si sono mobilitati tutti, e allora ci proviamo nuovamente da una parte all'altra. Questo è il Conegliano, stiamo seguendo il Conegliano che sta manovrando sulla propria metà campo, poi pesca a mosca che cerca di andarsene, viene bloccata dalla formazione del Sannonà, che va indietro con Fortunato verso Noè, che lancia lungo in alto per il pallone che viene controllato ancora dalla difesa del Conegliano, mette in avanti per Paladin sulla fascia sinistra del campo. Paladin che offre il pallone, ma arriva prima di tutti un giocatore del Sannonà che è pronto al rinvio, poi c'è il fallo a metà campo, e allora andiamo a Noale, dove la situazione è sempre ferma sull'1-0 per la formazione di casa di Nico Pulzetti, che vediamo giù in fondo, mani in tasca anche per lui come per Mauro Conte, ma in questo momento pensiamo che l'atteggiamento e la mente sia un pochino diversa per i due tecnici. È chiaro che uno pensa adesso devo tenere la partita, devo portarla a termine, l'altro pensa come fare per riportarsi in parità e per riportarsi naturalmente ancora in linea di galleggiamento. In avanti la Godigese, che, come vi dicevo in precedenza, mi sembrava avesse trovato un po' il bandolo della matassa, giocando e tenendo lì come sua caratteristica la formazione di casa. Attenzione, bella questa uscita in doppio, bravo, viene a raccogliere anche gli applausi del pubblico e di Leonarduzzi Lombardi, ex portiere tra l'altro del Treviso. Vi dicevo, mi sembrava che la Godigese avesse trovato la quadra, però sulla classica ripartenza, sul classico aumento di velocità velocissimo e terribile degli uomini di Pulzetti, c'è stato il gol di Coin intorno al 31esimo minuto di gioco, che ha dato e sta dando per il momento il vantaggio sulla formazione di Mauro Conte. Qui ha fatto bene la regia a portarci a Sannonà di Piave, perché attenzione, comunque abbiamo anche sempre sotto mano la possibilità di vedere quello che sta succedendo in quel di Noale. Qui c'è il piede buono di Fortunato che va contro Rallo che sistema 5 uomini in barriera, vediamo se
Vuole qualcuno davanti dei propri giocatori Fortunato? Mi pare di no, quindi 5 uomini ai 9:15 sistemati, va sul suo palo Rallo e vediamo i piedi e il piede fatato di Fortunato che trova il passaggio in mezzo alla barriera che si è aperta, però nessun problema per Rallo che mette a terra il pallone e fa giocare e fa girare appunto la sua squadra. Siamo già tornati con le immagini anche in quel di Noale con il Calvi in vantaggio per 1-0 per il momento sulla Godigese di Mauro Conte, Godigese che perde il pallone, si ferma e guadagna il fallo, può portarsi in avanti. Era Pozzebon che era venuto a dare una mano in aiuto ai suoi, pallone che arriva da queste parti, dalla parte sinistra del campo, non si riesce a giocare però con il Calvi che blocca tutto, manda in avanti ancora il pallone, lo controlla Bisetto, il portiere della formazione di Castello di Godego. Vedete come il gol abbia un po' incrinato le sicurezze della formazione di Mauro Conte, che perde questa palla in fase di ripartenza dal basso ancora con le mani per cercare di mettere in movimento i propri attaccanti, non ci riesce, esce ancora vincente in questo caso la formazione di Castello di Godego. C'è un'ammonizione intanto in quel di San Donà alla panchina, mi pare, alla panchina, siamo un po' coperti, eccola qua, grazie alla nostra regia che va subito a farci vedere quello che è successo, ha ammonito un elemento della panchina o dell'imminente dell'entrata del sottopasso, quindi qualcuno è finito sul cartellino dell'arbitro, che è il signor Vigo di Lodi, che è andato a richiamare, può riprendere a giocare la compagine di casa con il lancio lungo, palla che termina fuori, non riesce De Stefani a tenerla, e allora eccoci di nuovo a Calvi, eccoci di nuovo meglio dire a Noale, dove il Calvi Noale è in vantaggio per il momento per 1-0 contro la Godigese. Pallone che arriva con molta calma, molta tranquillità da parte dei giocatori di casa, chiaramente, che adesso rallentano ulteriormente il gioco. Palla scaraventata in avanti sulla fascia destra del campo, cerca di andarsene, il campo termina, non c'è stato nessun tocco da parte dei difensori del Calvi, quindi palla che verrà rigiocata. Vedete il pubblico, aperta anche qualche ombrello, perché ci dicono che il tempo già prima stava minacciando pioggia, mentre in quel di San Donà mi pare che insomma il tempo stia tenendo, mi pare anche di vedere una fascia di sole che copre il campo. Viene in avanti ancora la formazione del Calvi Noale con questo tentativo lungo per andare a pescare Peron, ma non ci arriva, anticipato dal suo diretto avversario e poi dal portiere Bisetto. Miniati mette in avanti, ma sta giocando decisamente meglio il Calvi, niente da dire. In avanti ancora, fermato la Godigese, può ripartire, guadagna un fallo, no, l'arbitro dice che è tutto regolare, allora in avanti la Godigese con il numero 7 che va per le terre, mi pare vorrebbe anche l'ammonizione, e in effetti è così. Allora c'è l'ammonito Leonarduzzi che si rivolge al suo compagno di squadra, che era il numero 8, mi pare, era Coin, sì, era lui, l'autore del gol, l'autore del vantaggio. Leonarduzzi gli ha detto che forse non serviva il fallo, bastava ostacolarlo con il corpo, la sua esperienza chiaramente a servizio dei più giovani. 40° minuto di gioco, quindi 5 al termine del primo tempo, un primo tempo che chiaramente sta dando grandi gioie in quel di Noale, un po' di sofferenza chiaramente in quel di Castello di Godego per chi sta guardando la gara attraverso il nostro canale streamingsport.it. Quest'oggi 2 sono le partite collegate, non potevamo non farvi vedere queste 2 partite, sono entrambe decisive per la vittoria del campionato oppure per l'arrivo
Il tiro molto bello della Godigese da distanza, stavo per dire quasi siderale, però è andato ad impegnare Lombardi, che si è gettato sul proprio palo di sinistra andando a coprire l'angolo, palla che è terminata fuori, però insomma un brivido che sicuramente è corso sulle spalle di Nico Pulsetti in panchina, palla che viene raggiunta e giocata ancora dalla Godigese. Torno a dire che sembra aver ritrovato ancora stimoli la formazione di Mauro Conte che prova a invogliare i suoi giocatori nel tentativo di non buttare via palla ma di giocarla come è consuetudine appunto di questa formazione, lo ha fatto per tutto l'anno. In avanti la compagine di Mauro Conte con Baggio che la rimette lunga sempre sulla fascia di competenza, cerca di andarsela a prendere Oudab, che non è ancora entrato pienamente nel gioco della sua squadra in questa partita. Per le terre un giocatore, il numero 2 della Godigese, dell'Andrea, però l'arbitro non è di questo avviso, allora può riprendere poi la palla. Attenzione perché la Godigese entra dentro in area, palla che viene buttata via, è il caso di dire, non so se gliel'abbiano toccata a questo giocatore, al giocatore che ha fatto il cross, oppure se abbia sbagliato lui. Sta di fatto che non ci sono stati problemi per Lombardi, che ha conquistato palla. Adesso c'è il fallo in mezzo al campo del giocatore della Godigese su Pascia, che lascia lì il pallone, lascia lì il campo, si allontana, mentre sempre 1-0 anche a San Donà di Piave. Attendiamo la punizione qui a Noale per vedere che cosa succede con palla in avanti. Viene bloccato, intanto stavo guardando l'altro monitor, viene bloccata la compagine del San Donà da parte del Conegliano in difesa. Adesso cerca di andarsene, siamo su Calvi Noale con in difficoltà ad uscire la Godigese, con il Calvi che ci riprova. Attenzione perché la pericolosità è arrivata nella realizzazione del gol di Coin, è arrivata proprio da lì, da una conversione al centro e poi un tiro. Attenzione, con ancora un rischio, spinge la Godigese, 43esimo minuto di gioco, sotto la Godigese con Oudab che prova a spingere i suoi sulla fascia sinistra del campo, guadagna un fallo laterale, oppure sì, fallo laterale. Arriva il numero 3 Pilotto con le mani, se ben ricordo mi pare che abbia una rimessa in gioco anche un pochino più lunga del solito, in effetti è così, la mette dentro sul primo palo, non ci arriva nessuno, palla che viene buttata fuori, palla che poi con un tiro sorvola la traversa e nulla di fatto. 1-0, sempre 44esimo minuto. Andiamo a San Donà, dove c'è una punizione a favore della compagine di casa con Fortunato e Noè che dialogano. Noè che lascia lì la palla perché c'è i piedi di Fortunato che giocano questo pallone, lo perde il Conegliano, viene in avanti ancora la formazione di casa, che è stata la prima a sbloccare il risultato sulle due partite che stiamo seguendo quest'oggi. Viene in avanti Mosca sulla fascia sinistra del campo per il Conegliano, che prova a proporsi dalle parti di Noè. Attenzione a questo bel pallone messo dentro, ancora il tentativo, il colpo di testa è riuscito tra l'altro, ma non ad impensierire Noè, portiere in gamba e portiere naturalmente con tantissima esperienza. 43esimo minuto di gioco a San Donà di Piave. Andiamo a Noale a vedere che cosa succede. 45 minuti qui, quindi manca pochissimo per il fischio finale del primo tempo, con il risultato del Noale, Calvi Noale in vantaggio 1-0 sulla Godigese. Prova a ripartire la Godigese, fermata ancora dal numero 10 del
del Calvinoale che viene anche ammonito, ed è Mello Corbellini che finisce sul taccuino del signor Bini di Macerata. Si gioca ancora 45 minuti e 46 secondi, come vedete, con Mello Corbellini che cerca di spiegarsi, cerca di dire come aveva fatto questo intervento. Sta di fatto che l'arbitro non ci crede, e giustamente aveva già tirato fuori il cartellino e già ammonito il giocatore, quindi null'altro può fare. Adesso allora può giocare la Godigese, 46esimo minuto, con palla che viene scaraventata in avanti, il colpo di testa, il tentativo quantomeno fatto bene, riuscito per andare ancora a pescare Pozzebon, che viene fermato. Può ripartire sulla fascia sinistra del campo la compagine di Nico Pulzetti, che perde palla a metà campo, prova a ripartire, c'è un uomo a terra intanto della Godigese, vediamo se l'arbitro si accorge e fa fermare il gioco. Sì, si accorge, ma mi pare che sia finito il primo tempo, quindi vanno negli spogliatoi sul risultato di Calvinoale 1, Godigese 0. Ha segnato, lo ricordo, Crivaro per quanto riguarda il Calvinoale, quindi vantaggio del Calvinoale. Andiamo a San Donà perché si sta ancora giocando, eccoci qui con le nostre immagini, 45 minuti e 20 secondi, allora altra gara interessantissima, altra gara molto bella per quanto riguarda il San Donà, che è stata la prima squadra delle 4 che seguiamo a sbloccare la giornata al 22esimo con un gol di Crivaro che ha portato in vantaggio il San Donà, ed è attualmente in vantaggio ancora con il Conegliano. 45 minuti e 45 secondi, uomo a terra per quanto riguarda la compagine di casa. L'arbitro ha tranquillizzato tutti, dice farò recuperare, quindi ci sarà qualcosina di recupero. Ho visto Fortunato che parlava con la panchina, non so se, ma mi pare che stringa i denti e quindi possa ritornare al suo posto. Non vorrei dire, ma mi pare Crivaro, non ho visto benissimo, però insomma. 46 e 26, un minuto dopo il 45esimo, con Fortunato che prova a scodellare palla, la fa lunga sulla fascia sinistra del campo, bloccata, non passa, c'era forse il fallo, sì, l'ostruzione da parte del giocatore del San Donà, con il Conegliano che guadagna una rimessa in gioco con le mani. Bisogna stare attenti anche al fatto che una partita è finita un paio di minuti prima e l'altra sta ancora giocandosi. Vedremo se si potranno sentire o cosa per far partire le partite allo stesso minutaggio, che altrimenti qualcuno potrebbe anche lamentarsi di questo. Mosca che viene in avanti, viene atterrato, travolge il giocatore del San Donà di Piave, travolge Mosca che termina a terra e a sua volta travolge un altro giocatore del San Donà. Si gioca ancora a San Donà, 47esimo minuto di gioco, con la palla che viene scaraventata in avanti adesso da parte di Paladin, che è già sul pallone. 47-37, 1-0 per il San Donà di Piave sul proprio campo, con gol di Crivaro al 22esimo minuto di gioco. Vediamo la palla se sarà scaraventata in mezzo all'area. Sì, è così. Il colpo di testa però è della difesa, di un giocatore della difesa della formazione del San Donà di Piave. Mi pare che ci sia il triplice fischio, il doppio fischio finale del primo tempo, quindi si va negli spogliatoi con il risultato di San Donà di Piave 1, Conegliano 0. E allora ci fermiamo anche noi, mettiamo le immagini naturalmente dai campi se possibile, e poi ritorniamo per seguire questa bellissima giornata e queste due partite che ci stanno entusiasmando per un finale di campionato di eccellenza veramente stupendo. Linea alla regia.
mi ha detto che l'ha sistemato ancora prima il punteggio. Ah, buono. E invece dico Mirko che al momento non vince solo il campionato, ma non lo spareggio. Così vanno a spareggio. Qua lo stanno dicendo qua, Mio amico abitualmente è tra di sé persone. No. Vabbè. Sì. Vabbè. Posto, vai. Ah. No, vabbè, dopo. Io potresti occupare anche, no? Un po' più su, tutta sta gente qua. Che la mia memoria non è mai successo no, allora lì non ho fatto prima. Allora, da lì è sito da niente, Dove viene la spesa? Sarà 1.500. Avete volete da 10? 1.500, Come si fa a vedere questa partita? Streamingsport.it, YouTube. Devi andare sul canale nostro. Ma, Sul TV? ma No, poi, no, poi rimane la registrazione? Sì, rimane tutto, poi metteremo anche le due partite Allora, singole, perché stiamo trasmettendo sia da San Donato che da qua. Poi comunque in streaming troverai sia questa partita che l'altra integrale. Ma bisogna... Al momento ti sei messo avanti alla... Sì, se no i vedermi Boh, chiudo. Dai, il sito, solo per fare la foto. No, devi andare su YouTube, No, ma meno soldi con Streaming Sport, lo guarda. fa vedere. Sta in Streaming Sport. Allora, Adesso punto c'è... it. Spring Sport. E lo trovi, devi cliccarlo, farlo, guarda più. Sul canale che fa vedere. Devi andare qua, guarda. Adesso che non mi ricordo, avevo questo cazzo qua, no, questo cazzo qua. E vado... Vai su internet, Su internet, ok. perché hai YouTube. Sì, vado su internet. Costruzioni? No, premi, così che fai subito. Grazie. Tranquillo, dove ho entrato? Qua. Ora neanche YouTube. Sì, ma Qua, importante, no, diretto. non fai per piacere. Un attimo dal verso. Guarda, scrivo. E quando la fate vedere? È in diretta adesso, sia qua che San Donato. È lì di strada? Rimane dentro dopo. Ah, rimane dentro. E mi posso vedere sulla televisione? Sì, se l'ha la televisione un po' moderna, sì. Allora, vede? Sì, diretta streaming, schiaccia qua, Lei ha fatto sono andato in viso sempre. 1-0.
con noi adesso. Posto? Sai che quanti anni fa l'ho fatto? 40 anni fa. Ecco, bravo. Pionieri allora. E quando sono stato in pensione ho buttato via tutto. Ecco, va bene. Sono un po' pentito. Perché vedi, in questo progetto ho Ma avuto si bisogno impara di lo stesso. sì, ma dopo cada Sì. modi che In qualche modo si fa. l'eraggio stesso però. L'importante è vincere, lei chi rappresenta la TV? E abbiamo un altro Canale non è un canale TV, adesso internet e basta. io che ho internet e vado alla televisione quando vado su vari canali di Sky, del DAZN, No, è un'altra roba qui ancora. Adesso stiamo andando, quasi. Iniziamo. Ci mancherebbe. Rientriamo in collegamento e allora colgo l'occasione per andare a commentare alcuni commenti che abbiamo, scusate il gioco di parole, che abbiamo visto sulle nostre dirette. Saluto a Alessandra che mi dice, non si dice il Calvi ma la Calvi, mi scuso con quelli del Calvinuale, l'importante secondo me insomma, è che ci sia il Calvinuale, che poi sia, insomma dai, avanti. Bene, forza Calvi e forza Godigese in questo caso. Poi qualcuno di San Donà si lamenta perché più spazio alla partita annuale godigese, secondo noi non è vero più di tanto, comunque adesso rimedieremo, ma ricordiamo che streamingsport.it manderà in onda poi le due partite, quindi ognuna con il proprio campo, quindi tutta la partita la potrete seguire regolarmente senza questo passaggio dallo studio. È partita intanto la gara in quel di Noale, come vi dicevo prima. In questo caso, volendo essere un attimino, diciamo, rognosi o vabbè, ci saranno 2 minuti più o meno di
differenza tra i due campi. Entrano infatti anche a San Donà adesso, quindi un minuto forse di differenza, e quindi non ci potrebbero essere grandi problemi. Insomma, vediamo, stiamo a vedere. Mette dentro questo pallone, o quantomeno cerca di metterlo dentro il pallone in mezzo all'area, la formazione della Godigese non riesce, palla che scivola sul fondo, e adesso con tutta la calma immaginabile possibile Lombardi, portiere del Calvinoale, rallenta il gioco, e lì sono esperti sia lui che Leonarduzzi e poi tutti i giocatori di esperienza del Calvi che ha in campo. È un Calvi che ha una età piuttosto altina, diciamo così. Se guardiamo attenzione, viene in avanti ancora la formazione del Calvi, bloccata dalla difesa della Godigese. Vi dicevo, la panchina della formazione di Pulzetti fa vedere un 2004 che è Bortoletto, un 2002 che è Dall'Agnol, un 2000 che è un Gasparini, un 2006 che è Vedovato, un 95 che è De Stefani, un 2001 che è Stalla, un 96 che è De Martin. Attenzione a De Martin, la punta appunto del Calvinoale è il vittoriese De Martin, che potrebbe rientrare ed entrare poi nel corso della gara, e poi un 2005 che è Boriero. Vi ricordo che arbitra il signor Bini di Macerata, che vedete lì inquadrato. Intanto a San Donà di Piave non me ne vogliono, non è ancora iniziata, tra poco ci andiamo. Eccoci qui sul campo di San Donà di Piave, dove si attende il fischio iniziale, partita che inizia anche a San Donà di Piave con l'identico risultato del primo tempo, chiaramente 1-0 per il San Donà sul Conegliano, 1-0 anche a Noale per Calvinoale Godigese, che si sta giocando. Attenzione, viene dentro ancora il tiro e c'è il palo del San Donà che va a colpire con il suo numero 10 De Stefani, che è entrato molto bene in area di rigore. Un gran bel tiro sul secondo palo difeso da Arallo, il colpo sul palo che mette sul fondo. Azione pregiatissima della formazione di Bisiol, che ha rischiato di segnare il secondo gol, di raddoppiare proprio a pochi istanti, a 50 secondi dall'inizio del secondo tempo. In avanti adesso il Conegliano, che prova a manovrare il pallone ma non riesce a tenerlo. La palla di Mosca che andava su Paladin, viene anticipato il giocatore del Conegliano, palla che termina fuori con questa rimessa in gioco ancora da parte del Conegliano. Mosca che la scaraventa in avanti per cercare e trovare in questo caso Paladin. Il cross è basso, non arriva nessuno, arrivano solo quelli del San Donà, che mettono fuori e provano a ripartire dalla metacampo in poi. Ancora un allungo terribile con il fallo poi da tergo di un giocatore del San Donà. Andiamo a Calvi, andiamo a Noale, con sempre il risultato fermo sull'1-0 per il Calvi sulla Godigese. 1-0, vi ricordo, con 3 minuti e 40 già giocati nel secondo tempo. C'è Lombardi che prende il pallone in mano, lo fa viaggiare con il lancio sui piedi del suo diretto compagno di linea. Ancora palla tutta dalla parte opposta a trovare l'espertissimo Leonarduzzi, che si guarda indietro e vede che Lombardi è libero, non c'è nessuno su di lui. Palla che viene manovrata in avanti, ancora il tentativo di portare avanti adesso il Calvi. Chiaramente ha tutto la ragione di addormentare la gara, il colpo di testa che però non funge da assist per nessuno, perché non c'è nessuno qui sulla fascia sinistra del campo, sempre di Noale, per quanto riguarda questa rimessa in gioco della Godigese, adesso che prova a ripartire, bloccata ancora sulla propria metacampo. Attacca la formazione di Nico Pulzetti con il numero 8, l'autore del gol, Coin, che prova a liberarsi di 2 uomini, serve indietro invece per il numero 3 Pasian, per il numero 3 scusatemi Marzocchi. Palla che rimane lì, nulla di fatto, può andare palla che viene controllata. Noale Godigese sempre 1-0, esce Baggio.
alza la testa, prova a sventagliare dalla parte opposta, ci riesce. Tutto in avanti sulla fascia destra, il tocco, stava per complicarsi la vita la difesa della Godigese, esce, intanto sia da una parte che dall'altra i due allenatori hanno mandato i propri giocatori a scaldarsi, quindi tra poco vedremo mettere mano allo scacchiere, c'è un uomo a terra quindi si ferma, andiamo a San Donà. Ecco San Donà in avanti, il tentativo e l'arrivo in scivolata del giocatore numero 5 mi pare del Conegliano Granziera, che salva veramente ancora una volta su Crivaro. C'è comunque calcio d'angolo che viene a battere, Fortunato, il solito, mentre a Noale mi pare ci sia un infortunio, quindi aspettiamo la battuta di questo calcio d'angolo e poi cerchiamo di vedere. No, ma si riprende a giocare. Ecco il calcio d'angolo battuto, palla che viene messa fuori, può giocare ancora il San Donà con Fortunato che mette dentro il pallone, chiama il fallo di mano da parte del numero 9 Kais. È così in effetti, dice l'arbitro, allora si riprende con una punizione, se ne incarica il solito Fortunato che attende tutto il tempo necessario ed immaginabile per far trascorrere il cronometro. Conta i 9:15 l'arbitro per sistemare la barriera, due uomini. C'è Fortunato che sta parlando, pensiamo, con la panchina per sapere cosa e quale schema adottare, alza tutte e due le braccia, quindi sapranno i giocatori all'interno dell'area. È andato al tiro, ci ha provato sul palo di sinistra, palla che però è volata abbondantemente a lato, quindi sempre 5 minuti di gioco, 5:42 con il San Donà in vantaggio sul Conegliano. Andiamo a Calvi, eccoci qui con Noale che è pronta a battere questa punizione, una fucilata sui piedi del suo compagno di squadra, riesce in qualche maniera a controllare palla, adesso stanno facendo girare palla molto bene quelli di Noale per mantenere naturalmente il possesso e per obbligare ad un'uscita alta da parte della formazione della Godigese. Buona anche questo tentativo di azione, questo tentativo di deviazione. Guardate come si corre, come il pressing venga effettuato alto, perde palla la Godigese, attenzione perché viene dentro ancora il numero 11 di casa Peron, che viene poi messo a terra, ma tutto regolare, non c'era nessun fallo. Prova a ripartire la formazione della Godigese sulla linea di metà campo, palla che rischiava di andarsene fuori per uno sbaglio, così non è, perché poi c'è il fallo da parte di un giocatore del Calvi. Eccolo lì inquadrato dalle nostre telecamere, Mauro Conte, che ha qualcosa da dire all'arbitro. Il signor Bini di Macerata che lo avvisa, insomma mi pare di aver capito dai gesti, ancora una parola e la mando negli spogliatoi. Vediamo, insomma, deve stare tranquillo Mauro, però è più facile da qui, insomma, per noi che per loro. Siamo a San Donà intanto, dove si batte una punizione o un calcio d'angolo, non lo vediamo. Il tentativo di uscita di Noè che allontana dall'area di rigore il pallone, ancora Noè, bravissimo il portiere della formazione di casa, che fa sua la sfera ed è pronto ad aspettare tutto quello che deve aspettare e pazientare per il rinvio lungo. 7 minuti e 48 di gioco con il vantaggio sempre del San Donà di Piave sul Conegliano. Per il Conegliano cambia nulla, anche con questa sconfitta rimane sempre in zona playoff e quindi svilupperà e giocherà i playoff. Siamo a Calvi, siamo a Noale, palla che viene conquistata ancora una volta dal portiere
della formazione di casa che prova a ripartire dal basso, però ha alzato chiaramente il proprio baricentro la Godigese, deve farlo. Godigese che avanza con Dell'Andrea, che ha spinto poco, ma era logico che le due fasce potessero spingere anche poco così, perché altrimenti vieni veramente ad esporti agli attacchi e ai contropiedi dell'altra squadra. Prova a mettere dentro questo pallone che viene calciato malissimo, palla sul fondo nonostante gli applausi di un compagno di squadra che prova ad incitare i suoi. È entrato anche il numero 19, intanto vedo nelle file della formazione della Godigese, quindi è entrato in campo Gibril, che probabilmente da manforte lì davanti. Mi pare che ci sia ancora Pozzebon, quindi diciamo che ha rinforzato il pacchetto d'attacco Mauro Conte. Deve farlo chiaramente per riportare la situazione in parità quantomeno, e allora può spingere ancora in avanti la formazione del Noale, che però a sua volta viene fermata all'altezza della metacampo. C'è un fallo? Sì, c'è un fallo e si batterà una punizione con il pallone che gira. Cambio anche nella Godigese, perché è entrato il numero 13, è entrato Pellizzer qui sulla fascia destra del campo, quindi Pellizzer che è entrato in campo, una sostituzione da una parte e dall'altra, ancora con il numero 5 Rizzi che va indietro dal proprio portiere, poi il rinvio lungo del capitano della formazione di Mauro Conte, che prova a far viaggiare i suoi ancora sulla fascia sinistra del campo, mette dentro questo pallone e la chiama Lombardi, che esce e fa sua la sfera tranquillamente. 12 minuti di gioco, 1-0 a Noale per Calvi Noale Godigese. Andiamo a San Donà di Piave, dove la situazione è al 10° minuto di gioco sull'1-0 per il San Donà. Il Conegliano che viene pressato alto dalla formazione di Bisiol, e c'è sbaglia di pochissimo, un'uscita avventatissima di Rallo, forse una confusione da parte della retroguardia, e c'è stata per pochissimi centimetri la possibilità di raddoppiare da parte del San Donà. Palla che termina sul fondo. Adesso vedete Rallo che è pronto al rinvio, però rischio enorme del Conegliano sull'attacco, ancora sulla ripartenza devastante della formazione di Bisiol, con uno degli atleti più in forma del momento, ovvero Crivaro, che già ha timbrato il gol dell'1-0 e che in questo frangente, nei frangenti precedenti, avete visto come ha impensierito la retroguardia del Conegliano. San Donà che viene in avanti ancora, fallo, manda a quel paese il numero 6 Sommacal, l'arbitro, che non è propriamente felice di tutto questo, lo richiama. Quelli del San Donà volevano una sanzione, probabilmente con un cartellino o qualcosa di più, un cartellino giallo o qualcosa di più. L'arbitro non è di questo avviso, lascia correre, e allora Fortunato tranquillamente mette giù il pallone intanto a Calvi, diciamo così, per evitare il o la Calvi. A Calvi c'è il portiere di casa che fa sua la sfera, mentre Fortunato mette dentro questo pallone. Siamo a San Donà, stiamo seguendo il San Donà, eccolo qui con questa rimessa. Si gioca ancora con il Conegliano leggermente in affanno, non riesce ad uscire dalla propria metacampo, lo fa adesso Paladin ma commette fallo, e allora si riprenderà a giocare con una punizione a favore dell'11 di Bisiolla. Andiamo a Calvi per vedere cosa sta succedendo. In avanti il Calvi sulla metacampo presidiata da quelli della Godigese. Adesso il numero 8 Coin, l'autore del gol, che manovra, poi palla che viene ceduta, allora tutto sulla fascia sinistra del campo, ancora con il numero 3 Marzocchi che la mette dall'altra parte. Viene anticipato il diretto compagno di linea, viene anticipato da un giocatore della Godigese, lancia in avanti ma blocca tutto. Andiamo a San Donà perché c'è un'altra punizione, è una punizione che potrebbe essere pericolosa, perché sul pallone c'è lo specialista, ovvero Fortunato, che però da lì non può far altro, almeno secondo me, che mettere un traversone dei suoi in mezzo all'area di rigore e vedere che cosa succede, che cosa cambierà dopo questa azione. Fortunato con
un occhio, diamo un'occhiata anche all'altro monitor dove purtroppo l'azione della Godigese si perde sul fondo. Bello ancora il pallone di Fortunato, insidiosissimo, c'era il tentativo di colpo di testa da parte di uno dei suoi bomber lì davanti, a palla anticipata da Sommacallo, da Granziera, del Conegliano, che mettono palla sul fondo e quindi si riprenderà con un altro calcio d'angolo per la formazione di Bisiol del San Donà. Sempre lui, sempre Fortunato sulla bandierina, va alla battuta, chiama lo schema e vediamo che cosa succede con questa battuta. Fortunato la mette dentro, secondo palo, arriva Rallo che la tocca solo e probabilmente c'è un altro calcio d'angolo ancora dalla parte opposta, si muove, viene sempre lui, sempre Fortunato a battere. State tranquilli che stiamo controllando anche l'altro monitor in nostro possesso e quindi non succede niente in quel di Noale, dove il Calvi sta continuando a spingere, ha assediato ancora una volta la formazione della Godigese che non riesce ad uscire per il momento. Andiamo a seguire questo calcio d'angolo, c'era uno sbaglio, un errore da parte di un attaccante della Calvi Noale. Andiamo a seguire questo angolo a San Donà di Piave con Fortunato che la mette dentro sul primo palo, battuto ancora, e allora adesso si può riprendere, si gioca con una gamba tesa forse di Fortunato, l'arbitro dice di no. Fortunato ancora sul fondo, la mette dentro, questa volta come voleva in precedenza, palla che viene gettata in fuori dal campo. Guardate lo splendido scenario sulla curva del San Donà di Piave con gli ultras e i tifosi che hanno voluto stringersi intorno alla formazione di Bisiol. In avanti intanto il Calvi dalla parte opposta del campo, attacco del Calvi, c'è un cambio, eccolo qui il Calvi, intanto andiamo a vedere che cosa succede mentre c'è un cambio per il Conegliano. Vi dicevo, Conegliano che non ha nulla da perdere e da vincere da questa partita, insomma chiaro che non fa piacere a nessuno perdere. Abbiamo sentito in settimana anche Stefano Andretta che mi aveva garantito l'impegno massimo da parte del suo Conegliano, della sua squadra, per non regalare nulla, giustamente, insomma, al San Donà di Piave, e così è stato, perché fino adesso, insomma, il Conegliano ha sempre giocato a viso aperto. Noale intanto che prova ad uscire da dove l'hanno chiusa adesso quelli della Godigese con una rimessa in gioco con le mani, lancio in avanti, prova a girarsi, non trova lo spazio, deve andare indietro, il passaggio rimane lì ancora, prova il tentativo di mettere dentro questa palla, Lombardi che la prende, la fa sua, c'è un groviglio di uomini e di gambe in mezzo all'area, l'arbitro dice che è tutto regolare, si può continuare a giocare 2 volte, 3 volte per il tentativo di far viaggiare questa palla, con ancora la compagine di casa che viene in avanti, trova Pascià che si fa anticipare all'ultimo istante. Pascia si fa anticipare dal diretto avversario, può manovrare Dell'Andrea della Godigese, il lancio lungo in avanti, c'è il fallo forse su Leonarduzzi, sì, da parte del nuovo entrato Gibril che spinge da tergo, spinge alle spalle il giocatore di casa, e allora eccolo qui Gibril che va a portare campo, va a portare la palla. Altro cambio in San Donà, è il numero 15 del San Donà che entra in campo, è Donadello che va a prendere posizione, quindi 17° minuto in quel. Attenzione a Calvi, c'è un anticipo, bravissimo in questo caso il portiere della Godigese Bisetto che sventa il pericolo, tra l'altro è anche fortunato. Che rischio, mio Dio, che rischio, perché questo pallone in piena area, un dribbling tentato in casa Godigese avrà fatto venire i brividi, naturalmente, uomo a terra intanto della Godigese, brividi sulle spalle di Mauro Conte. Attenzione, Calvi nello stesso precedente come aveva
impensierato nel primo tempo la retroguardia della Godigese. C'è un uomo a terra intanto, vediamo se l'arbitro ferma il gioco oppure no, vediamo se si è anche rialzato il giocatore, perché si continua a giocare, quindi non ci dovrebbe essere nessuno a terra. Si gioca e si corre invece in quel di San Donassi. Adesso vanno a sincerarsi delle condizioni dell'uomo a terra, eccolo lì, e allora noi andiamo a San Donà a vedere che cosa succede. Conegliano che prova a spingere, Conegliano che è lì, che prova a vedere se riesce a trovare un pertugio per entrare. Intanto vi dico che l'uomo a terra della Godigese è il numero 5 Rizzi, quindi sembra anche essersi fatto piuttosto male alla coscia destra. Non vorrei fosse uno stiramentino, perché non si muove. Uomo a terra anche a San Donà intanto, è un uomo del Conegliano, viene chiamato il sanitari. Sì, quindi un uomo a terra sia a San Donà e sia a Noale. Ecco, qui siamo ritornati con le immagini a Noale, dove il giocatore Rizzi della Godigese esce dal campo. Speriamo non sia nulla di grave per lui, però non lo vedo molto sicuro di rientrare. Vediamo che cosa succede. Parla con in effetti c'è il cambio, esce Rizzi ed entra il numero 20, quindi per la Godigese entra Parise, classe 98. Parise va a prendere il posto di Rizzi. Non dovrebbe cambiare nulla, perché giocatore di difesa anche lui. C'è uomo a terra, qui siamo a San Donà con le nostre immagini, uomo a terra del Conegliano ancora, sì, non so se ci sia stato il cambio in questo frangente oppure no, poi lo verifichiamo. Allora 20 minuti di gioco a San Donà con il Conegliano che è pronto alla battuta lunga, probabilmente per far andare palla all'interno dell'area di rigore. Eccolo qui, la mette dentro, il tentativo di colpo di testa non riuscito da parte di nessuno. Fa sua la sfera Noè che è pronto al rinvio. Andiamo a Calvi, dove si continua a parlare, perché dopo l'uscita di Rizzi non si è più ripreso. C'è qualche battibecco, c'è un cambio da segnalare, quindi fuori il numero 11, fuori Peron, e dentro il numero 18 De Martin. Ecco il vittoriese De Martin, che potrebbe quindi andare a vincere questa partita e a fregiarsi ancora della possibilità di vincere il titolo con lo spareggio che bisognerebbe fare, rimanendo così i risultati, tra Calvi Noale e San Donà di Piave. Allora vediamo, viene in avanti ancora il Calvi che la mette proprio sulla traiettoria di De Martin, che la mette a terra, controlla il pallone, cerca di girarsi, non ci riesce in un primo momento, poi nel secondo la mette dentro molto bene tra l'altro, ma non ne approfitta nessuno, perché la palla sfila dalla parte opposta e la lasciano andare. Andiamo a San Donà, dove c'è il rinvio di Noè lungo oltre la metà campo, con il pallone controllato da Mosca del calcio conegliano. Mosca che la mette in avanti su Kais, che provava a farla girare, non c'è riuscito a pescare il suo compagno di squadra. Ancora San Donà in avanti, viene messo a terra, l'arbitro dice che si può giocare, non è successo niente. Allora prova a ripartire la formazione di Stefano Andretta, che sta perdendo 1-0 sul terreno di gioco dello Zanutto di San Donà di Piave. Però vi dicevo in precedenza, non cambia assolutamente nulla per la formazione di Stefano Andretta, perché è già ai playoff, quindi probabilmente, attenzione, San Donà adesso, questo signore che si è alzato in piedi ci oscura la vista, tutti si aspettavano il calcio di rigore, questo signore si è arrabbiato, mi pare di aver capito, perché non è stato assegnato il calcio di rigore, che, non lo so, non diciamo nulla, perché lo possiamo vedere anche noi. Intanto Calvi messa chiusa lì. Andiamo a Noale.
Andiamo a Noale dove si sta giocando Godigese che deve tentare il tutto per tutto. 24 minuti di gioco al Comunale di Noale, 24 minuti di gioco, il risultato sfavorevole alla Godigese, 1-0 per i padroni di casa del Calvi. E allora mette dentro questo pallone lungo, ancora il colpo di testa, la spizzata, il tentativo di girata per la formazione della Godigese, nulla di fatto, palla che termina fuori, la conquistano, ancora un po' di confusione adesso con parecchi palloni buttati anche via, buttati in avanti il più lontano possibile, sventagliata questa volta anche di buona intenzione, però la palla termina fuori e allora la controlla Lombardi con tutta la calma immaginabile e possibile, si avvicina all'arbitro perché gli sta dicendo veloce, altrimenti finisci sul taccuino. Andiamo a San Donà dove si parla anche qui un po' di nervosismo con un paio di giocatori del San Donà intorno all'arbitro, che lo ricordo è il signor Vigo di Lodi, coadiuvato dai signori Puggina di Este e Xenteliana di Vicenza. Palla che va sui guantoni di Noè. Pronto il rinvio lungo di Noè. Andiamo a Calvi dove c'è un'azione prolungata in difesa da parte della Godigese che manovra bene, esce senza grossi problemi con il Calvi che cercava di premere lì e di chiudere appunto la formazione di Mauro Conte nella propria area. Vuole il fallo il giocatore del Calvi, non è così, allora può ripartire dalla parte opposta. Attenzione perché c'è il fuorigioco di De Martin lì davanti, non si accorge, va sul fondo, succede un po' di tutto, va giù, l'arbitro dice che non è successo assolutamente niente tra i due, lascia correre un po' come l'arbitro che ha fatto questa stessa cosa in quel di San Donà di Piave. Andiamo a San Donà dove anche qui si sta protestando e si sta mettendo giù la palla, rimessa in gioco con le mani, palla che viene rigiocata ancora. San Donà con Fortunato che controlla, palla che esce, nulla di fatto, è un po' di confusione e tanto nervosismo, è chiaro, quasi la mezz'ora di gioco comincia ad entrare nella zona non calda, di più caldissima per quanto riguarda la stagione e per quanto riguarda questa partita, che vuole dire molto per il San Donà di Piave, un po' meno, ve l'ho spiegato prima, per il Conegliano che è tranquillo, giocherà i play-off, quindi se la vedrà poi. Manovra ancora la formazione del Conegliano. Andiamo a Calvi, eccoci qui davanti alla panchina di Nico Pulsetti che vedete sul fondo. Nico Pulsetti che osserva i suoi, pallone che viaggia sulla fascia destra del campo, a terra un giocatore del Calvi, l'arbitro dice che si può proseguire, lancio lungo in avanti, buttato via questo pallone per trovare Gibril che in più di un'occasione quest'anno ha tolto le castagne dal fuoco alla formazione di Mauro Conte, andando a segnare gol importantissimi. Vediamo se avrà avuto ragione Mauro Conte di inserirlo nel match in questi momenti. Non c'è nulla, adesso è lotta, adesso si vede magari poco gioco, però c'è tanta grinta, tanta lotta. L'arbitro, il signor Bini di Macerata, segna subito la rimessa dal fondo. Eccoci ancora a San Donà di Piave dove c'è una punizione per Paladin del Conegliano, colpo di testa di Fortunato in tuffo che allontana il tutto, deve salvarsi ancora il Conegliano dalle parti di Rallo con il numero 8 Dassier, gli riceve la palla, il Rallo che lancia lungo oltre la metà campo per trovare qualcuno dei suoi, invece trova il colpo di testa del giocatore del San Donà che mette in fallo laterale. Palla lunga ancora controllata, qui c'è il fallo, chiaramente va per le terre un giocatore del Conegliano. Andiamo a Calvi, vediamo che succede a Calvi, tutto normale, si attende la battuta mi pare del portiere Lombardi, sì. E allora c'è Lombardi che lancia lungo per trovare il suo compagno di squadra lì davanti, nulla di fatto, palla che viene gettata via, come vi dicevo prima, si vede poco gioco adesso e tanta grinta, tanta anche cattiveria in alcuni casi, ma insomma i minuti sono pochi che restano da giocare, la situazione per la Godigese è drammatica, sportivamente parlando, attenzione.
con ancora il numero 13 della Godigese che serve Gibril che va sul numero 16, ancora un cambio ed è Stefani che è stato gettato nella mischia precedentemente, il fallo da parte di Odab che fa bloccare il cronometro e fa bloccare l'azione della compagine. Il tiro ed è il gol, c'è il pareggio del Conegliano, attenzione perché arriva il pareggio del Conegliano e questo complica maledettamente le cose. Allora, pareggio del Conegliano, quindi San Donà rimane a 55 punti, il Calvino-Ale, signori miei, sarebbe in questo momento in Serie D, quindi senza nessun problema o senza nessun ricorso a spareggio proprio con il San Donà. Conegliano che rompe le uova nel paniere, come aveva detto il suo tecnico in settimana Stefano Andretta. Faremo di tutto per giocarcela alla pari con la formazione di Bisiol e c'è riuscito 1-1 con un gol che di solito Noè non prende perché da distanza siderale questa punizione che è andata nell'angolino, nulla da dire, per carità, molto bella, però attenzione a questo scivolone, a questa scivolata del difensore di casa e soprattutto del San Donà. Ammonizione adesso la partita si infiamma ulteriormente, qui siamo a Noale con ancora la Godigese, è chiaro che sapranno i risultati, quindi d'esterno prova il lancio a pescare in mezzo, la palla non arriva, non passa e allora c'è da mettere un po' luce, un po' fuoco sull'1-1 del Conegliano raggiunto proprio intorno alla mezz'ora più o meno, con 31 invece sono i minuti di gioco. 31 sono i minuti di gioco del campo di Noale, 28-29 adesso sono quelli di San Donà di Piave, dove San Donà ha subito il pareggio, l'1-1 da parte del Conegliano. Allora adesso il Calvino-Ale deve stringere ulteriormente i denti, deve stringere ulteriormente le misure, attenzione fino in fondo questo giocatore della Godigese che ci prova a spingere, era il numero 7 Favero che ha giocato molto bene quest'oggi, è stato forse fin dall'inizio uno dei migliori tra i suoi. 5 uomini si stanno intanto riscaldando e sono quelli del Calvino-Ale che probabilmente verranno gettati sul terreno di gioco se Pulzetti deciderà di cambiare qualcosa. Vediamo anche questa azione, poi andremo a San Donà perché anche lì la situazione si è complicata, anzi andiamoci subito a San Donà, dove San Donà e Conegliano sono fermi sull'1-1, 30 minuti di gioco, 15 al termine, con il Conegliano che adesso non ha nulla da perdere, come vi dicevo in precedenza, e rallenta il gioco chiaramente, come ha fatto prima Fortunato, come hanno fatto prima quelli del San Donà di Piave. E allora Conegliano con Mosca, il rinvio lungo con le mani, la spizzata, può provare ancora a spingere in avanti la formazione di casa che si è vista raggiungere al 31esimo minuto di gioco, al 30esimo minuto di gioco da parte del Conegliano. Fortunato che prova a spingere, adesso va per le terre Fortunato, guadagna il calcio di punizione, arriva l'arbitro a mettersi in mezzo ai due giocatori che stavano dicendosi qualcosa, poi sto controllando anche l'altro monitor dove anche qui si vede poco gioco. Rimaniamo comunque su San Donà di Piave perché Fortunato ha ancora la possibilità di mettere un pallone in mezzo all'area e deve fare doppia attenzione. C'è un cambio intanto in casa Calvino-Ale, esce il numero 10 Mello Corbellini perché tra l'altro è ammonito e quindi entra un giocatore appunto della compagine del Calvino-Ale. Palla scodellata in mezzo, nulla di fatto per quanto riguarda questa azione del San Donà, che il gol del Conegliano ha un po' sconclusionato, ha un po' confuso le idee della formazione di Bisiol, perché stava già assaporando insomma
una vittoria. Per carità, non è finita la gara, e attenzione, viene in avanti il Sandonà ancora con il suo numero 11 Crivaro, uno degli uomini più in forma del momento. Adesso c'è il fallo da parte di Mosca, viene ammonito. Mosca è incredulo perché dice: ma se ho preso la palla non ho fatto nulla. E allora Crivaro con il numero 11, Crivaro pronto alla battuta. Vediamo anche questa azione, attenzione perché sul campo del Calvi c'è la protesta dei giocatori della Godigese per un fallo di mano, dicono, in area di rigore da parte di un giocatore del Calvinoale. L'arbitro non è di questo avviso, però lascia correre. Stiamo vedendo nel monitor di servizio queste immagini, noi invece siamo con le immagini ancora su Sandonà di Piave, perché qui la situazione è di 1-1, Sandonà 1, Conegliano 1, con la situazione che sorride al Calvinoale che in casa sta vincendo per 1-0 contro la Godigese. E allora tutto sui piedi ancora di Fortunato, che scodellerà questa palla all'interno dell'area di rigore. Arrivano anche i rinforzi dalla difesa, prima palla messa dentro con Rallo che la smanaccia fuori. Allora può riprovarci però ancora, e forse guadagnano un'altra punizione. No, riparte in contropiede la formazione di Stefano Andretta del Conegliano con Paladin sulla fascia destra del campo. Paladin ancora anticipato dal suo diretto avversario, palla che viene controllata dal Sandonà. Andiamo a Calvi, vediamo, c'è tantissimo nervosismo. Ammonizione per De Martin, ammonizione per il neo entrato, è entrato alcuni minuti fa, 36esimo, adesso ammonito De Martin che aveva protestato con l'arbitro. Sto guardando anche l'altro monitor, palla che viene scodellata dentro, nessun problema per il Sandonà, però è un Conegliano che, trovato il pareggio, ha trovato la forza di spostare in avanti il proprio baricentro e ha colpito effettivamente il Sandonà, che non si è più ripreso dopo il pareggio. E attenzione, ancora in avanti con il Calvi, 36esimo minuto di gioco, 36 minuti di gioco qui a Noale, con il Calvi o la Calvi come preferite, però fa lo stesso, insomma, con il vantaggio che complica maledettamente la vita a Mauro Conte e alla sua squadra. Intanto sull'altro monitor vedo un tiro sempre del Conegliano che spinge in avanti, è un Conegliano, eccolo qui, che viene a trovarsi ancora dalle parti con Mosca, dalle parti di Noè, dopo aver timbrato il cartellino e aver timbrato il pareggio. Il Conegliano sta spingendo maledettamente sull'acceleratore per avere e girare la partita. Vediamo che cosa succede qui. C'è un'altra ammonizione da parte dell'arbitro per Crivaro. C'è il giocatore del Conegliano che non è d'accordo sul... Forse voleva il cartellino rosso perché c'era la gomitata, diceva. Adesso sta parlando un pochino con più calma perché l'arbitro gli ha detto calma e tranquillità, ed è Sommacal, uno dei giocatori più importanti, insomma, della formazione del Conegliano. È un Conegliano che ha preso tono, che ha preso vivacità dopo il gol del pareggio, mentre il Sandonà sembra, non dico sulle gambe, però colpito da questo pareggio che probabilmente non si aspettava. 36 minuti di gioco, 9 al termine più eventuale recupero. Ancora il Conegliano che spinge in avanti, lascia sfilare la palla, arriva Noè a farla sua, la prende ed è pronto al rinvio. Deve accelerare i tempi anche il portiere del Sandonà adesso, mentre prima non lo facevano, avendo trovato il vantaggio al 22esimo del primo tempo. Manovra la formazione del Sandonà che sì, giustamente questa caccia all'uomo quasi è sembrata qui in questo caso. Attenzione, Crivaro mette dentro questo pallone. Crivaro, non c'è nessuno pronto per la deviazione. Siamo ancora dalla parte opposta con il Sandonà che spinge. Attenzione a Fortunato, non lasciare spazio a Fortunato per il tiro. Fortunato che serve il numero 10 Oudab, ma non è giornata per lui. Palla che termina abbondantemente sopra la traversa. Andiamo a Noale
dove c'è il cambio, c'è stato un cambio per il Calvi, è un Calvi che sente profumo di vittoria, 39esimo minuto di gioco, 1-0 sulla Godigese, partita incredibile degli uomini di Nico Pulsetti, partita che naturalmente sta sorridendo per il momento fino adesso alla compagine di casa che intorno al 22esimo minuto di gioco ha segnato con Coin al 31esimo precisamente, più o meno, insomma, ed ha dato questo gol che per il momento li tiene lì davanti su tutti, perché Calvi vincendo andrebbe a 57 punti, il San Nonà che sta pareggiando salirebbe a 55, la Godigese si fermerebbe a 55 e allora i playoff, attenzione, uomo a terra o uomini a terra se preferite, adesso non si vede più giocare, ragazzi, almeno qui in questo campo c'è poco o nulla, c'è la tanta grinta da parte del Calvinoale che adesso guadagna meritatamente una punizione, un'altra ammonizione è Oudab che finisce sul taccuino dell'arbitro, ma sono tutte punizioni che fanno respirare la squadra e fanno naturalmente rallentare il gioco. Andiamo a San Donà dove c'è il cambio, esce Paladin, cambio del Conegliano, esce Paladin tra gli applausi del proprio pubblico, applaude lui stesso ed entra il numero 16 del Conegliano che è Masoc, quindi rinforza il reparto difensivo centrale. Stefano Andretta cerca naturalmente di portare a casa questo pareggio importante, o meglio dire, un pareggio che complica la vita soltanto al San Donà per quanto aveva fatto in precedenza, mentre per il Conegliano è un bel pareggio, un buon risultato che arriva su un campo difficile, in una partita difficilissima, in una partita che aveva solo l'unico scopo, quello di vedere se il San Donà avesse potuto guadagnare 3 punti. C'era riuscito fino attenzione, viene in avanti ancora il San Donà, si apre il Conegliano, deve fare attenzione, adesso viene in area ma attorniato da 3 uomini, il numero 9 del San Donà che era Berardi, che non è riuscito a muoversi, ormai comincia anche la stanchezza a farsi sentire, vediamo che le squadre si sono notevolmente allungate, altro cartellino giallo ha fatto sventolare per un giocatore del San Donà, c'è un uomo del Conegliano a terra. Andiamo a Noale dove il gioco vede il pallone sui piedi del numero 14 Gasparini che è entrato in campo pochi istanti fa. Ecco Gasparini che fa viaggiare i suoi, guadagna una punizione che è tutta benedetta, questa Pascià che va per le terre. E allora lasciano lì il pallone, adesso si perderà un pochino di tempo perché bisogna perdere tempo, 3 minuti intanto al termine, 3 minuti al termine della gara, signori, con Noale che può effettuare il sorpasso definitivo sulla Godigese, attacca il San Donà intanto dalla parte opposta dell'altro monitor che stiamo vedendo, eccoli qui ancora in avanti, ma ritorniamo appena possibile, ecco, ritorniamo su Calvi con il Calvi Noale che andrà alla battuta, attenzione con il numero 2 Gabrielli che scodella in mezzo all'area, nessuno ci arriva, aspetta forse un pochino troppo ma gli va bene a Bisetto perché la palla la fa sua. Allora 43esimo minuto di gioco, palla rinviata lunga da Bisetto che termina direttamente tra le mani dell'altro portiere. Andiamo a San Donà dove si corre da una parte all'altra, ecco San Donà con il Conegliano ancora che sta impensierendo la formazione di Bisiol che dopo il pareggio, andiamo, sì brava, bene così la regia, c'è un fallo perché la palla comunque era, l'azione si era fermata, quindi nessun problema, batte la punizione velocissimamente la Godigese che cerca di scaraventare in avanti, 43 e 30 secondi, palla che viene riconquistata dal Calvinoale, è un Calvinoale che sente il profumo della vittoria, sente il profumo della promozione in Serie D. De Martin che va a terra, rimane lì ma l'arbitro non è di questo avviso, replica ancora Leonarduzzi che chiude con esperienza,
Lombardi che fa il rinvio lungo, siamo a San Donà, è un finale concitato, bellissimo, 42 minuti di gioco, fallo ancora, l'arbitro dice che si può proseguire, do un'occhiata da ambo i nostri teleschermi per vedere se succede qualcosa mentre vi stiamo parlando da San Donà di Piave. San Donà che va in avanti ancora, mette dentro questo pallone, lo conquista un giocatore del Conegliano che di petto lo dà indietro a Rallo. Eccoci ancora Noale 1, Godigese 0, come vedete dalla nostra regia. 44 minuti e 26, ci sono stati dei cambi, quindi si giocherà sicuramente qualche minuto in più, però attenzione perché il Noale è vicinissimo al colpaccio. Attenzione, c'è Baggio con le mani, la mette dentro, il colpo di testa e c'è la parata di Lombardi, bravissimo, ha controllato questa palla molto bene. Siamo a San Donà qui, siamo a San Donà dove si continua a spingere, almeno lo fa adesso ancora nuovamente il San Donà, però le squadre si sono allungate, si allunga, entra dentro il pallone, mamma mia, un tiraccio provato da De Stefani che voleva forse sorprendere sul secondo palo il portiere del Conegliano Rallo, non c'è riuscito, palla che termina fuori. Andiamo a Calvi dove si gioca ancora, 45-18, quindi siamo già in recupero. Calvi che porta lontano la palla, almeno cerca di portarla lontana con la squadra che viene fermata sulla linea di metacampo più o meno da parte della Godigese che deve buttare in avanti questi palloni. Non abbiamo visto quanti minuti ci sono di recupero, però qualcosa, 3 o 4 giocatori, forse anche qualcosa in più, quindi dai 4 ai 5 minuti si dovrà giocare, si dovrà recuperare nel campo di Noale, dove chiaramente si assapora una vittoria importantissima per la formazione di Nico Pulzetti, che è ritornato a Noale dopo essere stato esonerato dal Riccione in un campionato stranissimo. Lui è ritornato a casa, è ritornato ad allenare quelli che aveva allenato l'anno prima, quindi sistemando le cose e portando la squadra qui a questa partita. Possiamo dire insomma che il Noale si è fatto sentire, si è fatto vedere. Adesso punizione per il San Donà di Piave ed ammonizione per un giocatore del Conegliano. Seguiamo questa punizione per dove arriverà chiaramente, e c'è già Fortunato. Mentre si gioca ancora, mi alzo anch'io per godere appieno della visione dei nostri due monitor. Qui siamo a Noale con la formazione di casa che allontana il pericolo, lungo a pedalare, come si suol dire, palla indietro riconquistata. Qui siamo invece a San Donà, e allora a San Donà c'è Fortunato. Attenzione, sul palo De Martin, intanto sul Calvi, e qui mamma mia, rischia tantissimo Baggio. L'arbitro è lì vicino, non dà nessuna punizione, nemmeno il rigore, quindi lascia proseguire. Vi stiamo raccontando anche quello che sta succedendo. Attenzione a Fortunato che va al tiro e non ci sta. Rallo ha perso la palla, si è anche fatto male. Ci auguriamo che non sia nulla di brutto, mi pare di no, con la gamba mi pare che sia stato colpito. Siamo in quel di Noale dove la situazione non è cambiata, perché Lombardi si accascia a terra, prende il pallone, lo tiene là giustamente. 47esimo minuto di gioco, 47:52 per la precisione. Si gioca ancora a Noale, con il sapore sempre più grande di una promozione in Serie D meritatissima, di una promozione che potrebbe arrivare se non cambia il risultato di San Donà di Piave. Naturalmente è ancora la formazione di casa del Calvi che tiene palla, con Lombardi che si accascia, prende il pallone, lo fa suo, prima di rinviare ci pensa un sacco, naturalmente può farlo, e allora deve stare anche attento all'ammonizione, ma insomma attenzione perché se l'ha allungata veramente un pochino troppo. Palla lunga oltre la metà campo, ma non c'è nessuno, palla che viene scaraventata in avanti da un giocatore all'altro, da una squadra all'altra. La partita non c'è più, ormai si gioca soltanto per terminare e per chiudere questa gara. Qui siamo a San Donà che viene in avanti, guadagna un'altra punizione, guadagna un'altra punizione.
e allora vorrebbero anche l'espulsione perché dicono che è il secondo fallo. Attenzione sempre a Fortunato, se ne va intanto, attenzione perché c'è anche a Godigo, ecco, c'è anche a Noale un uomo a terra della Godigese, c'è la punizione. Allora, punizione veramente brutta in questo caso per il Calvinoale, che deve stare molto molto attento. Punizione altrettanto brutta per il Conegliano. Non vorrei essere nella mente di Fortunato, che cosa sta passando nella sua mente adesso, perché starà pensando e starà pregando che il tiro gli esca bene dai suoi magici piedi. 3 uomini in barriera da Rallo, secondo me sono pochi, caro Rallo. Vabbè, mi auguro di non sbagliare. 3 uomini in barriera, 4 adesso, 4 uomini in barriera con Fortunato che ci prova. Fortunato è l'ultimo tentativo, palla che viene battuta e non va. Oggi Fortunato non c'è. E quindi 49-57 a Noale, 49-57, allora palla ancora che viene in the box, come si dice, scaraventata in mezzo per l'ultimo attacco della Godigese, la fa sua Lombardi, mamma mia, attenzione, c'è un parapiglia perché sono andati tutti contro Lombardi. Rimaniamo con queste immagini, c'è stato questo parapiglia per la presa, scusatemi il gioco di parole, da parte di Lombardi, che quelli della Godigese volevano all'interno dell'area, cioè volevano il gol, ma non era probabilmente andato dentro del tutto. Si è arrabbiato Leonarduzzi, che è arrivato, ha scaraventato via qualche giocatore che si era buttato proprio su Lombardi. Adesso i due stanno parlando, nulla di fatto, si gioca ancora 50 minuti, 51 adesso, quindi vuol dire che erano più di 5 minuti concessi di recupero. Si sta giocando sia da una parte che dall'altra. Noale che assapora il gusto di una promozione che arriva, potrebbe arrivare, insomma usiamo ancora il condizionale, ai danni della Godigese di Mauro Conte, che è arrivato fino all'ultimo, sperando chiaramente di giocarsi questa promozione. Nulla di fatto, è promozione che sta sfuggendo dalle mani di Mauro Conte e della sua Godigese. Adesso siamo a San Donà di Piave, dove San Donà pareggia 1-1 per il momento con il Conegliano. Ha complicato la vita il Conegliano al San Donà, come era nei suoi intendimenti. Mette dentro ancora il pallone, il colpo di testa, palla che viene buttata fuori, e mi pare sia finita a Noale, mi pare. Andiamo a Noale, mi pare, vediamo se è finita. No, si sta giocando ancora. No, penso che sia finita, però andiamo a vedere se ancora c'è qualcuno in campo. Sì, è finita, quindi Noale che sta aspettando di sapere chiaramente che cosa succede in quel di San Donà, ma è finita anche a San Donà. Ed eccolo qui la gioia del Noale, eccola qui, come è arrivata la notizia che a San Donà era finita e che il Conegliano ha fatto pareggiare 1-1 il San Donà di Piave, ed è la vittoria. Ringraziamo questi signori che sono contenti chiaramente. Eccoli qui, ecco la gioia del Calvinoale che vince il campionato sul finire di campionato, sul finire di giornata, insomma vince in casa contro la Godigese per 1-0. Vedete la gioia anche di De Martin Vittoriese, che gioca quest'anno appunto con la formazione di Nico Pulzetti, un Nico Pulzetti che porta a casa una vittoria veramente bellissima. Si stanno controllando sui telefonini se è vero che il Conegliano ha pareggiato, ma eccoli qui quelli del San Donà di Piave disperati a terra, perché San Donà era in vantaggio, quantomeno sarebbe andato agli spareggi, sarebbe andato allo spareggio con il Calvinoale. Non c'è riuscita perché il Conegliano ha, come vi dicevo fin dall'inizio della nostra telecronaca, rotto le uova nel paniere alla formazione di Bisiol. Purtroppo per Bisiol
e c'è stato il pareggio del Conegliano, un gol preso su punizione, lo abbiamo intravisto nelle nostre immagini e dobbiamo dire che sono stati anche sfortunati, perché Sandonà è andata in vantaggio al 22esimo del primo tempo, cambiando subito la fisionomia di questa giornata. E allora vediamo la gioia del Calvi Noale in queste immagini, gente che piange chiaramente perché è stato un arrivo in il finale veramente favoloso di questo campionato e di questa squadra. Quindi Calvi Noale, eccolo qua, i festeggiamenti di questo signore che è entrato in campo a Noale con la sua maglietta Serie D, gli abbracci che giustamente adesso si scambiano i giocatori con la vittoria per 1-0 sulla Godigese, vittoria che trascina e porta Nico Pulzetti, eccolo lì Nico che abbraccia i suoi giocatori, abbraccia il suo staff tecnico, eccolo lì Nico Pulzetti, giocatore di grande qualità quando giocava appunto a calcio, grandi piedi buoni, insomma, però dobbiamo dire che anche come allenatore non scherza, quindi Sandonà Conegliano finita 1-1 ed ecco la gioia anche di tutto il pubblico del Noale che si era trattenuto fino ad ora. Sono entrati in campo un po' quasi tutti i ragazzini del settore giovanile, immagino, e quindi mentre andiamo a Sandonà c'è il ringraziamento dei ragazzi di Bisiol al loro pubblico, alla curva, perché veramente il Sandonà ha bruciato quello che era riuscito a fare dal 22esimo del primo tempo, andando in vantaggio con il Conegliano. Il Conegliano ha giocato la sua partita, ha trovato il gol su punizione che ha castigato gli uomini di Bisiol. Sarebbe stato uno spareggio, tra l'altro, se vogliamo dire, bellissimo anche da vedere tra Calvi Noale e Sandonà di Piave. Purtroppo non è stato così, lo dico per il Sandonà, e la Godigese ci rimane malissimo, perché la scorsa domenica doveva vincere il campionato, non è riuscita a farla in casa. Oggi si è giocato un po' tutto in questo campo difficilissimo, quello del Noale, si sapeva che sarebbe stato difficile come gara ed in effetti è stata così. L'1-0 per la formazione del Calvi, che quindi ha un finale di campionato in grandissima forma e con grandissime capacità di questa squadra e di questo tecnico, e quindi direi che possiamo fermarci qui. Noi pensiamo di aver fatto una cosa nuova quest'oggi per quanto riguarda le nostre dirette, perché lo facevamo, io nasco con le radio e quindi anche i nostri cameraman più o meno, insomma, arrivano dal mondo radiofonico, lo facevamo facendo il nostro tutto calcio minuto per minuto dedicato alle squadre locali, ma radiofonicamente parlando. Oggi lo abbiamo fatto televisivamente parlando, e credetemi non è molto semplice, o non è più semplice di quando lo facevamo attraverso radio, però chissà, potremmo continuare magari nel prossimo anno collegando diversi campi, però questo lo vedremo insieme. Intanto ci siamo goduti questa bellissima giornata, questa bellissima finale di campionato, e lo vediamo, eccolo qua. Io direi di lasciarci con le immagini che arrivano da Noale, con il nostro cameraman Vincenzo Russo, che può festeggiare anche lui con tutto il Calvi Noale, che vince il campionato di eccellenza e vola in Serie D. Complimenti a lunedì, poi parleremo di playoff e di prossime partite. A tutti voi, buona serata.